caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Lady Corleone, anche il Parlamento siciliano chiede di bloccare la fiction. Approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Angela Foti. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato come prima firmataria dall'onorevole Angela Foti e firmato dai deputati di tutti i gruppi parlamentari del centro-sinistra e del centrodestra. L'ordine del giorno chiede di bloccare la messa in onda della fiction Lady Corleone prodotta dalla società Tao 2 che andrà in onda prossimamente sui canali Mediaset. Il caso era stato sollevato qualche giorno fa da Attiva Sicilia e dall'Unione dei Siciliani, oltre che dal nostro giornale e dall'amministrazione del comune di Corleone. La Sicilia, si legge nell'ordine del giorno, che ha purtroppo visto nella sua storia una rilevante presenza mafiosa, ha anche conosciuto una straordinaria presenza antimafiosa con decine e decine di martiri ed eroi civili caduti combattendo contro la mafia. La Sicilia di Falcone, di Borsellino, di Padre Puglisi e di tanti altri siciliani di grande valore. Eppure nella fiction si ripete il cliché stereotipato che accosta implicitamente la parola Corleone, cittadina siciliana, alla mafia, un accostamento continuo all'ordine del giorno che rappresenta l'ennesimo danno d'immagine per la Sicilia, nonché una mortificazione per l'intera comunità corleonese, fatta in gran parte di donne e uomini onesti. L'Assemblea regionale siciliana chiede al Presidente della Regione di porre in essere tutte le interlocuzioni necessarie al fine di bloccare la messa in onda della fiction Mediaset Lady Corleone. Musumeci incontra l'AD di Ryanair. Togliete le addizionali e vi portiamo milioni di passeggeri in più. È durato oltre un'ora il faccia a faccia tra il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci con il numero 1 di Ryanair e di Wilson. L'amministratore delegato della compagnia aerea leader europea del segmento low cost è venuto apposto da Dublino per consolidare i rapporti con il governatore dell'isola, molto interessato alla crescita dei 6 scali aeroportuali siciliani e in particolare di quelli di Trapani e Comiso. L'incontro è stato voluto per avviare un costruttivo confronto sulle possibili azioni da intraprendere finalizzate a garantire un costante incremento delle presenze turistiche sull'isola per il tramite di tutti gli scali aeroportuali siciliani. In particolare, l'amministratore delegato di Ryanair, oggi tra le compagnie più solide e affidabili del settore del trasporto aereo con oltre 450 aeromobili e con un ambizioso programma di espansione, ha confermato il suo interesse verso la Sicilia e ne ha illustrato i potenziali piani di crescita, forte dell'acquisto di numerosi, nuovi e più efficienti aeromobili. Wilson si è soffermato anche sulla necessità che a sostegno di tali piani di sviluppo il governo centrale tramuti da temporanea a definitiva la cancellazione della cosiddetta addizionale sui diritti d'imbarco, già attuata per i soli scali minori fino al 31 dicembre di quest'anno. La D di Ryanair avrebbe detto che se le addizionali venissero tolte, la sua compagnia sarebbe in grado di portare milioni di passeggeri in più. Tale tassa, presente a livello comunitario solo in Italia, costituisce, a parere del vettore, un elemento fortemente penalizzante per lo sviluppo dei collegamenti nel Paese, a discapito di una crescita economica sensibilmente superiore al gettito erariale che la stessa produce. Per quanto riguarda l'addizionale comunale, Musumeci ha concordato con l'amministratore delegato della compagnia e ha assicurato il suo intervento sul governo Draghi affinché si proceda a una revisione della penalizzante norma. Il Presidente della Regione ha aggiunto che proporrà la Sicilia come regione pilota per testare l'incremento di traffico dopo un'eventuale eliminazione dell'addizionale sui 4 scali con traffico al di sotto del 1.000.000 di passeggeri. Il Presidente della Regione, nel ribadire come il settore turistico costituisca una delle più importanti leve di sviluppo dell'occupazione e di attrazione di nuovi investimenti in Sicilia, ha evidenziato l'ampio spazio di cui dispone ancora l'isola per incrementare sensibilmente il traffico passeggeri, con il posizionamento di ulteriori aeromobili sulle basi esistenti. Ha assicurato altresì l'immediata disponibilità a verificare ogni strumento di incentivazione al potenziamento dei collegamenti aerei da e per l'isola,
soffermandosi a margine sugli strumenti di rilancio già messi in atto con successo per lo scalo di Trapani. Musumeci, nuova ordinanza contro la pandemia, mascherine sempre con sé e obbligo di tampone anche per chi viene da Germania e Inghilterra. Nuova ordinanza anti-Covid del Presidente della Regione Nello Musumeci, motivata dall'approssimarsi delle festività natalizie e dall'aumento dei contagi che si sta verificando in tutta Italia e che in Sicilia è ancora sotto controllo. Nell'ordinanza viene introdotto l'obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi affollati aperti al pubblico. Viene inoltre previsto l'obbligo di sottoporsi al tampone nei porti e aeroporti siciliani anche per i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti dagli USA, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi. L'ordinanza adottata a seguito di una relazione dell'assessorato alla salute sarà in vigore da oggi fino al 31 dicembre. La Sicilia ha bisogno di un suo movimento. Se gli autonomisti, i sicilianisti, le liste civiche diventerà bellissima si mettessero insieme, sarebbero il primo partito. Domani a Catania si terrà una convention organizzata da Diventerà Bellissima, movimento fondato dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, nel quale verranno illustrati i risultati di 4 anni di governo della Regione. Che il governo Musumeci sia stato appieno un governo del fare non vi sono davvero dubbi. La cosa è riconosciuta anche nel centro-sinistra, che non può non rendersi conto dell'enorme differenza di statura politica e morale tra il loro campione della passata legislatura, Rosario Crocetta, e il campione del centrodestra di questa legislatura, Nello Musumeci. Escludo che ci possa essere qualcuno che tra i due possa scegliere Crocetta, e il centrodestra non può che rendersene conto. E quindi ritengo ormai pressoché certa la ricandidatura di Nello Musumeci a Presidente della Regione, ma Musumeci nell'approssimarsi al suo secondo mandato potrebbe rappresentare allo stesso tempo un'occasione d'oro rispetto alle ambizioni dei siciliani. Deve solo volare alto e non fermarsi ad ascoltare le piccole beghe da cortile che a volte alcuni partiti hanno l'interesse ad alimentare. Diventerà bellissima e di fatto una grande lista civica posizionata nel centro-destra, con un leader naturale e riconosciuto e allo stesso tempo una lista autonomista e sicilianista. Tocca quindi a Diventerà Bellissima fare sintesi di tutte le realtà che si sono posizionate nella medesima area e metterle insieme, e a Nello Musumeci assumerne la guida. Se gli autonomisti, a partire dagli ex MPA di Lombardo, i sicilianisti moderati e le liste civiche che in gran parte hanno a riferimento il centrodestra, confluissero insieme a Diventerà Bellissima in una sola lista, questa sarebbe senz'altro la lista più forte tra tutte alle prossime regionali e trainerebbe la vittoria del centrodestra. Mi auguro quindi che Nello Musumeci domani farà appello a tutti i cittadini per la costituzione di un movimento unitario che abbia la Sicilia a punto di riferimento. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.